Tante le iniziative a sostegno delle categorie meno ambienti, il cosiddetto reddito di povertà, ma altre misure sono in itinere in questi giorni. Ne parliamo con l'assessore Gerlando Riolo del Comune di Agrigento. Sì, proprio ieri è scaduto il termine per la presentazione delle domande per partecipare ai cantieri di lavoro, ma che ha bandito e gestirà il Centro per l'Impiego. Noi abbiamo dato ampia diffusione a questa scadenza, diciamo, pubblicandolo sul sito del Comune e ritengo che abbia avuto grande risonanza e molte persone hanno già presentato queste domande. Ma accanto a questo vi sono delle altre importanti misure che è bene ricordare di cui è giusto ricordare le scadenze. Intanto vi sono i cantieri di servizio, che sono delle opportunità che vengono offerte alle persone con reddito molto basso per poter partecipare e poter usufruire di queste indennità che vengono date. I cantieri di servizio bisogna presentare la domanda entro il 25 giugno, per cui il 25 giugno è una data importante entro la quale bisogna sarebbe nel 24, per il 24 è domenica, cade di domenica, per cui viene slittato al 25. E bisogna presentare la domanda al Comune di Agrigento ed è il Comune di Agrigento che si fa carico poi della creazione di alcuni progetti all'interno dei quali verranno inserite queste persone per poter eseguire dei lavori per conto del Comune con dei finanziamenti che vengono direttamente dalla Regione. Ci sarà un finanziamento abbastanza congruo che ci permetterà di mettere in esercizio diversi di questi progetti. Saranno 20 persone per ogni progetto che noi contiamo di stilare, per cui siamo sicuri di poter dare una risposta abbastanza concreta e abbastanza sostanziosa a tante persone che ne hanno bisogno. Ovviamente non si tratta di immissione in lavoro, non si tratta di misure stabili, si tratta pur sempre di boccate d'ossigeno che vengono date, però in un momento di crisi come quella che viviamo adesso, ovviamente diciamo che è bene usufruire di tutte le misure che ci vengono date dalla Regione, dallo Stato, per poter dare ristoro al disagio che viviamo nel nostro territorio. Accanto a questo ancora vi è un'altra opportunità che è rappresentata dalle misure di accompagnamento al REI, cioè al reddito di inclusione, quello che ha fatto seguito al SIA, cioè al sostegno all'inclusione attiva, e che oggi appunto è diventato REI, che è quella misura attraverso la quale viene dato un sussidio, un'indennità bimensile alle famiglie con disagio economico, graduato in ragione della composizione del nucleo familiare e che fino ad ora ha avuto dei limiti, dei paletti che sono stati relativi alla presenza nel nucleo familiare di una persona con disabilità o di una persona in stato di gravidanza, nell'ultimo periodo con disoccupati con età ultra 60, con una età ultra 65, ultra 55enne. Adesso tutti questi paletti dal 1° giugno verranno eliminati, per cui dal 1° giugno è possibile, cioè da oggi è possibile presentare domanda con il solo requisito economico, e cioè almeno un reddito inferiore a 6.000 euro. Presentando questa domanda si potrà accedere sia al beneficio economico direttamente, sia alle misure di sostegno al reddito. Con queste misure di sostegno in questo momento noi faremo dei corsi di riqualificazione professionale o di qualificazione professionale, cioè dei tirocini formativi presso delle aziende che noi stiamo contattando perché mettono a disposizione le proprie imprese, le proprie aziende nel nostro territorio, per poter dare la possibilità a chi ne voglia usufruire di mettersi a disposizione di queste aziende e lavorare per un periodo di 6 mesi e quindi apprendere un mestiere, o diciamo crearsi una qualificazione che potrà essere utilizzata poi all'interno della stessa azienda qualora l'azienda lo ritenga necessario ed opportuno mantenere in servizio la persona che ha lavorato e che è stata formata là, oppure diciamo acquisire solo una professionalità e utilizzarla poi successivamente nel proprio curriculum per presentarsi presso altre aziende.
per cui sono misure, diciamo, che ritengo molto utili e che vanno certamente pubblicizzate per permettere a tutti di poter partecipare a queste misure. Ritengo che il Comune in questo abbia un ruolo preminente, perché è proprio il Comune che organizza tutte queste attività, e quindi ci stiamo attrezzando per dare la giusta risonanza e il giusto rilievo a queste iniziative.